Oggi ci troviamo a San Leonardo, Saint-Oulu-sur-Giu, dove si trova un ospedale abbandonato. La struttura si pensa che sia stata dismessa negli anni '80 e poi abbandonata. Era un presidio del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, anche sede del quinto centro operativo emergenza e deposito militare. Per questo il team Infinito Mistero Paranormale entra nella struttura per rilevare anomalie con attrezzatura professionale. Si ringrazia il sindaco Diego Loi, gli assessori e i consiglieri per averci concesso ingresso alla struttura con autorizzazioni. Non te lo ricordi? Devi sempre illuminare il K2C6. Grazie. Sei da solo? Sei solo. Ok, grazie. Niente. È un fischio. No, non scherziamo. Vabbè, sa che concludiamo la nostra indagine, andiamo all'ingresso. Non ci vogliamo far sentire. No, io che ho spensato qualcosa non mi stavo guardando anche le spalle, se no.
sta registrando. Oggi ci troviamo nella valle del fiume Tirso, in un paese fantasma che ospitava, prima degli anni 80, 450 persone. In questo villaggio c'erano i dipendenti della società elettrica sarda. Oggi è in stato di abbandono. Per quello l'associazione Infinito Mistero Paranormale entra nella struttura a rilevare anomalie. Lavoravi qua? Non lavoravi qui? Puoi confermare? Ok, qui non lavoravi qua. Sei di passaggio? Ti piace il posto? Ti piace il posto? C'è un po' basso come energia. C'è un uomo. Confermi che sia un uomo. Grazie. E ritornare vai. Quindi hai capito come funziona il no? Vedete come si? È tutto sì. Ok, sono contento che finalmente qualcuno abbia capito. Sì, grazie. Questo è buono. Ok, rimaniamo. Adesso, se volete che non ci siamo.
A volte deve essere passare, a volte deve diventare. Qualcuno che vuole interagire con noi? No. No, ok, mi stiamo dando fastidio. Mi stiamo dando fastidio. No, non, è indifferente. Quindi è indifferente. Voi sempre siete qui sempre e state conducendo la vostra vita. Invece hanno tomato. No, è già tornato a casa. Va bene. Fatemi capire che siete talmente incasinati. Chi state aspettando? Ecco, vedete. State tappando tutta mia. Qualcuno ha buttato i capelli. Mia, scrivete poco. Io lo rimetto. Bene. Mi fanno capotare. Dai. Aspetta. Io lo capisco. Cosa fai un'altra cosa? Dai. Tutta lui. Non ti serve. Dai. Dimmi. Dimmi. Perché è acceso? Chi l'ha acceso? Tu l'hai acceso? Accendi tu. Ce l'ho io, dai, usciamo da qui. Seguiteci. Aia, aia, dove? Oh. C'è qualcuno? Avvicinatevi alla capito. Non vi volete avvicinare? Avvicinati, non a me, a Gabino, quello che ci ha detto vicino. Avvicinatevi a lui. Via, ma se volete andiamo via illuminati. Sono arrivati. Sono arrivati. Arrivati siete. Da lavoro, se avete finito di lavorare. Comunque strano che si sia acceso così, Aspetta, Francesco. È spento. Ma io non ci sono programma. Ma non è che è quello piccolino? No. Anche io. O qualche persona che vuole comunicare con noi, venga vicino al camino.